Amici bellini, mamma mia, che cosa sta succedendo? Veramente l'impossibile, perché ovviamente il telefono in fiamme, mi sono svegliato con mille cose, poi le soffiate, le cose che mi dicono quelli ben informati. Dobbiamo parlare perché ADL ha vuotato il sacco e dobbiamo parlare della questione Kloppe. Cominciamo. Allora, Nico Musso, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti e quelli che stanno capitando su questo video da nuovi, da ultimi arrivati. Io sono Valerio Fluido da New York e vi do delle informazioni precise, mi sbilancio perché io sono un esperto di mercato, quindi proteggo le mie fonti e vi dico le cose come stanno, quindi lasciate i like e non fatevi prendere dal panico. Calma, la copertina parla chiaro, quindi dobbiamo assolutamente affrontare questa questione. Ha parlato anche ADL, non parlerà domani Mazzarri e tutto questo ha un senso logico, uniamo i puntini. Quindi se voi volete farmi anche le domande domani per la conferenza che non ci sarà di Mazzarri, io vi posso rispondere domani nel video di prepartita, perché lo facciamo e dobbiamo ipotizzare ipotesi di formazione, quindi ipotizzare ipotesi, parliamo di Klopp. Allora, vedete che c'è sullo sfondo, ma si capisce bene il perché. Signori miei, la questione è molto semplice. Klopp è stanco, un po' come era stanco Spalletti, e annuncia con un video molto molto semplice, molto bello, ben detto. I modi sono sempre importanti. Annuncia a stagione in corso che questa è l'ultima stagione di Klopp al Liverpool e aggiungerà poi in seguito che nessun club inglese, non andrà in nessun altro club inglese. Non vi ricorda qualcuno che dice proprio sono stanco, mi devo fermare un attimo, perché non ha parlato di stivali, non ha parlato di campagna, però dice nemmeno nazionali, nessun club. Andiamo a capirci bene. E perché questo si collega con la questione della non conferenza di Mazzarri? La notizia che vi do in esclusiva, perché io sono un esperto di mercato, è che Mazzarri ci è rimasto male. E non solo lui ci è rimasto male, le voci di corridoio si inseguono, filtra cauto pessimismo, perché Mazzarri non parla. E ricordate, Mazzarri aveva detto io ci metto sempre la faccia, voglio sempre parlare, mi hanno detto di non fare la conferenza ma io la voglio fare, e questa volta non la vuole fare perché ci è rimasto un po' male. Ci è rimasto male perché dentro di lui l'ha confidato ad un amico, lui sperava insomma di far bene con il Napoli e sperava fino in fondo di avere una possibile conferma a fine stagione. E quando ovviamente ha sentito, perché le voci girano, ragazzi, noi ci arriviamo adesso che Klopp fa la conferenza e lo dice chiaramente, però le voci girano, e quindi il fatto che ADL abbia pensato, e l'idea è rivoluzionaria, altro che visionaria, questa è rivoluzionaria, l'idea è molto semplice, e vedete che ADL sta anche muovendo le acque dicendo no Mourinho no, perché dice Mourinho no? E adesso ci arriviamo, non vi preoccupate. La questione è questa: ADL vuole effettivamente portare Klopp all'ombra del Vesuvio, e l'idea ha dato un pochino fastidio a Mazzarri e a Meluso, perché giustamente non sono stati interpellati sotto questo punto di vista. Oddio, Meluso doveva essere interpellato e doveva parlarne così, Mazzarri ci è rimasto un po' male, ecco perché non ci darà la conferenza stampa domani, parlerà direttamente prepartita, ci fa sapere il Napoli, e quindi l'idea di De Laurentiis è proprio questa, e ve la do per certa, e voi dovete accettarla e dovete anche farla girare con tutti, perché si diventa virale. Non è questo il mio obiettivo assolutamente, io devo dirvi la verità per come la so, e quindi l'idea rivoluzionaria è questa: Klopp allenatore in prima, allenatore soprattutto di coppa, perché Kloppa è galoppa, ma non solo. Ecco perché io vi dicevo ieri, vedete chi è poi attento nel video di ieri, vi parlo del Napoli duttile. Oggi è stato presentato Leander, Dendonker, perché può fare sia il centrocampista sia il difensore, eccetera, eccetera. La duttilità. Perché? Perché Klopp fa il 4-3-3, attenzione, ma Conte fa il 3-4-2-1, fa il 3-4-3, fa il 3-5-2. Quindi l'idea rivoluzionaria qual è? Il doppio allenatore, signori. Ah, è qua! È qua che adesso si vedono se ADL è un rivoluzionario o no.
il doppio allenatore si può fare tecnicamente, basta che insomma uno si alterna, si possono anche licenziare di partita in partita. Perché? Perché Klopp per le coppe, perché va avanti in Champions, c'ha l'esperienza eccetera eccetera. Meno esperienza sotto quel punto di vista Conte, che però è fortissimo nel campionato. Allora ADL fa all-in. L'avete fatto arrabbiare e fa all-in e vi dimostra che quando c'è da fare la cosa si fa. Klopp e Conte contemporaneamente, che vedi che si possono alternare in questa partita, è meglio fare il 3-4-2-1. Si danno il 5 come nel wrestling, esce uno, entra un altro, si telefona, si può telefonare eccetera eccetera, di conseguenza tutte e due. Perché poi c'è anche Mourinho nello sfondo? Perché Mourinho è proprio quella figura che ADL ha indovinato, avrà indovinato quando l'anno prossimo sarà, per fare da tramite e per alzare il telefono. Insomma, quello che si diceva di Benitez. Ma tu ti prendi Mourinho, che quando alza il telefono e dice a quello, oh, che cos'è, Boniface, dobbiamo sostituire così, ma sì, lo chiamo io. E quelli, perché quando chiama Mourinho tremano le gambe. E quei giocatori vengono immediatamente, firmano il contratto in bianco. Se sanno che c'hai come allenatori Klopp e Conte e c'hai Mourinho, una sorta di direttore sportivo, direttore generale, resterà sempre Micheli e Mantovani a fare lo scouting. Però Mourinho quando telefona, ADL poi c'ha più tempo per fare le cose sue sul marketing e giustamente deve dare una mano. E ci sarà tra l'altro anche una maglietta bellissima l'anno prossimo, senza queste cose troppi colori, il verde, il rosso che danno fastidio. Sarà una maglietta bellissima e questa è l'idea di ADL, un'idea pazzesca, una cosa che veramente altro che voi pensavate, si è rotto il giocato. Non siete pronti, ecco, non siete pronti, le soffiate sono quelle che sono e quindi voi non siete pronti. Quando poi succederà, salvate il video, poi quando succederà venite e dici, ma caspita, avevi ragione, sei stato il primo, perché mo tutti stanno dicendo come meme, no? Papà, portami a Klopp, manda il messaggino, ho scritto a Klopp. No, ragazzi, nessun meme, queste sono cose serissime, il calcio è una cosa seria e va visto come va visto. Attenzione, ma perché c'è ADL sullo sfondo? Togliamo Klopp che non è ancora il momento. ADL ha parlato, c'era mi pare un'assemblea di Lega eccetera eccetera, lo hanno fermato e ha detto un po' di cose su Zielinski, su Osimhen e su Østigård, e quindi andiamo a sentire bene. Io ringrazio i miei amici abbonati che mi tengono sempre sul pezzo, nella figura di Achille che non manca un colpo. Ascoltiamo ADL più con Zielinski. Speranza di averlo anche l'anno prossimo, lo vedremo più passeggiare per queste vie? Ma vede, Zielinski che è un bravissimo ragazzo, un ottimo calciatore, è stato 8 anni con il Napoli. Io credo che certe storie di grande simpatia e di grande amore poi a un certo punto vanno a termine così da sole. Quindi se lui volesse restare, noi siamo qui ad abbracciarlo e tenerlo con noi. Ma se lui vuole partire perché magari ha un procuratore che sente l'odore o la puzza del denaro, no? Per me il denaro non ha né odore né puzza, perché un mezzo non è un fine, per molti è un fine. Evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere un bel caffè latte, quindi Lombardo, stai zitto! Il ragazzo, la moglie, il suocero, per portarlo via da Napoli. Io vi dico soltanto una cosa, che se i media scrivono un mare di cavolate, il signor Zielinski da me prende uno stipendio molto più alto di quello che io leggo andrebbe a prendere all'Inter. Ricordate? Quindi va all'Inter? No. Quindi va all'Inter. Scrivete voi? All'Inter. Io ho detto a Marotta stai comportando bene. Non è vero, ma io l'ho detto con il sorriso, anche perché lui mi risponde non è vero. Allora diventa una specie di gag per dolente. Grazie mille Presidente. Grazie mille Presidente. Allora, importante. Vedete come lui comincia con morbidezza con Zielinski, la comincia morbida. Perché? Perché nel frattempo si era creato di nuovo quella solita divisione tra i tifosi, quelli che devono difendere a prescindere il presidente, Zielinski mercenario, ci ha fatto perdere i soldi dell'Arabia eccetera eccetera, quelli che poi invece devono attaccare ADL, dice come ti permetti Zielinski, bandiera del Napoli, ha vinto, non lo puoi mortificare così. Lui la prende morbida e quindi smussa un pochino gli angoli, senza dire Zielinski è un mercenario, vuole andare a prendersi i soldi anche perché se ci dice
che l'Inter gli offre un ingaggio più basso, non possiamo parlare di mercenario, perché il mercenario è quello che va dietro ai soldi. A quel punto se ne andava in Arabia, se questo era il problema. Però poi ci aggiunge il procuratore, vedi, sposta ADL l'obiettivo da prendere di mira, insomma, e dice il procuratore. E qua ovviamente ha ragione da vendere, scherzi a parte. È evidente che di fronte a un'operazione a parametro zero i procuratori ci sguazzano, perché possono chiedere un bonus alla firma per il ragazzo, possono avere una commissione alta che di solito quando vai a rinnovare con la stessa società è difficile ottenere, specialmente con ADL che non ama queste cose qua. Quindi se la prende con il procuratore e dopodiché allarga, però, perché non ce la fa a prendersela solamente col procuratore, che poi sarebbe stato un obiettivo anche buono, no? Il tifoso magari se la prende col procuratore e dice mannaggia, te la prendi un po' col ragazzo, però no, ci deve aggiungere anche la moglie, il marito, il suocero, il cognato, i biscotti, tutti quanti, e quindi deve comunque prendersela con tutta la famiglia e creare nuovi colpevoli che noi da tifosi del Napoli dobbiamo attaccare, perché mannaggia, te ne vai lì. Ed è giusto che sia così. Non finisce qui, perché ADL parla anche di Osimhen. La polemica Osimhen io l'ho sfiorata su Twitter, perché non mi è piaciuto onestamente quando Osimhen ha detto io ho già deciso, mo finisco la stagione e ho già preso la mia decisione a fine stagione. È il segreto di Pulcinella e lo sappiamo, perché quando arriva, ecco, quelli che hanno detto avete visto, ha rinnovato, tanti ADL a 16 ha rinnovato, adesso state zitti, soffritelo. Ha rinnovato per essere venduto, per mettere una clausola per fare in modo che se fa una grande stagione il Napoli comunque ci guadagna abbastanza, invece di guadagnarci di meno, perché è un giocatore che va in scadenza nel 2025. Ovviamente tutto questo è stato visto, bravo, sì, però 10 milioni all'anno a un giocatore in una squadra dove c'è un tetto ingaggi non si possono fare, e anche solamente il gesto nei confronti di tutto il resto della squadra è un gesto destabilizzante, perché lo sappiamo che gli altri prendono di me, lo sappiamo che gli altri hanno avuto offerte di rinnovo al ribasso, a parte i giocatori di Giuffrida, che poi quello è un altro discorso, perché sono vivaio italiano. Vedete come possiamo unire i puntini e si capisce il calcio, se voi mi seguite tutti i giorni, si capisce, hanno un valore più alto i vari Politano, Raspadori, Di Lorenzo. Lo stesso Gaetano ha un valore perché è vivaio Napoli e ne abbiamo pochi. Lo stesso Zerbin lo puoi dare solo in prestito perché poi forse ti serve l'anno prossimo. Insomma, è tutto logico se voi analizzate senza ascoltare. Lasciamo perdere. Quindi il discorso di Osimhen ha rinnovato, ma lo sapevamo benissimo che aveva rinnovato per essere venduto meglio, e quei 10 milioni non li vede nemmeno con il binocolo, altrimenti devi alzare gli altri o devi fare un altro contratto e riabbassarli. Il Napoli sta facendo contratti perché bisogna sempre abbassare, invece di alzare il fatturato bisogna abbassare gli ingaggi. E quindi su Osimhen ADL dice questo. Ma lo sapevamo. Già tu lo sapevi. Ma questo lo si sapeva già da quest'estate. La nostra trattativa è stata una trattativa molto lunga e amicale, perché se no non sarebbe stata così lunga. No? Lei quando quindi un amico si vuole trattenere a lungo con l'amico, no? Così allungava il brodo, ma sapevamo perfettamente che lui sarebbe andato o al Real Madrid o al Paris Saint-Germain o a una squadra inglese. Quindi si sa, e quindi si sa anche. Ora è chiaro che sono i modi, ecco perché io mi soffermo parecchio sui modi, no? Perché quando si dicono certe cose con certi modi, quando Osimhen a stagione in corso, quando ti sei fatto espellere, sei andato in Nigeria prima del tempo, hai cominciato ad allenarti con la Nigeria dopo del tempo e quindi ci hai, tra virgolette, abbandonato, abbiamo fatto la Supercoppa, non hai detto una parola, e se una parola che esce, tu dici, vabbè io mo finisco quello che devo fare con il contratto, però ho già deciso dove andare, è chiaro che è brutto da sentirsi dire. È brutto non solo per i tifosi, è brutto anche per i compagni, cioè i compagni si devono impegnare perché vedono un futuro nella squadra. Osimhen si deve impegnare solo per se stesso, perché deve ottenere il più grande ingaggio e un'offerta dal più grande club che lo vuole. Lui può dire ho già deciso, il che significa che o già c'hai un precontratto, cosa che non si può fare legalmente. Se sei sotto contratto non potresti trattare con nessuno, però nel calcio è così, e quindi lui dice io ho già deciso. Deve decidere il Napoli, a meno che una squadra non mette 130 milioni, a quel punto decide Osimhen. Ma se non ti mettono tutti 130
130 milioni, fai conto che Osimhen torna mezzo acciaccato dalla Coppa d'Africa e non performa alla grande, magari con un sistema di gioco, con un allenatore, con dei compagni, che è tutto da vedere. E secondo voi una squadra inglese, un ragazzo così problematico a livello di social fuori dal campo, spende 130 milioni per Osimhen? Ho i miei dubbi. Di conseguenza bisognerà trattare, e se bisognerà trattare non puoi decidere tu, deve decidere il Napoli se vuole accettare, perché il Napoli fino ad oggi ha fatto la voce grossa, il 200, se no non lo vedete nemmeno, e andava venduto a 100 milioni, dovevi fare lo stadio, ti tenevi Raspadori e Simeone. E questo non è una cosa che io vi dico adesso, ma l'avevo detta a inizio stagione. È chiaro che sono rimasto contento che Osimhen è rimasto con noi, ma adesso ti devi confrontare con una nuova realtà, e la nuova realtà noi la dobbiamo guardare per il futuro. Noi Osimhen adesso deve segnare i gol e deve portarci più avanti possibile, speriamo in un quinto posto, speriamo che va, ma il Napoli deve già avere la punta pronta, deve già avere, altrimenti lo stadio. Io insisto, non puoi pigliare una punta, Raspadori l'hai pagato, Raspadori Simeone, mi va benissimo, presidente, fai lo stadio, aumenti il fatturato nel futuro, fai lo stadio con i soldi di Osimhen e io ti difendo a spada tratta, vita naturale, altrimenti devi già avere il 1° giugno, devi già avere presentato, come hai fatto con Kim. No, Kim è arrivato più tardi, ma come hai fatto con Kvara e Olivera. Kvara e Olivera già eri pronto, e ve ne aggiungo un'altra, già dobbiamo essere pronti con un nuovo terzino sinistro, perché Mario Rui non è eterno, e vogliamo tenerci Olivera, benissimo, servirà un nuovo terzino sinistro, dobbiamo guardare avanti, ecco la programmazione, ecco il direttore sportivo, ecco uno che guarda più avanti, devi essere pronto, prontissimo, perché non puoi farti trovare impreparato come ti sei fatto trovare impreparato anche in questa finestra di gennaio, dove tu hai speso, non hai speso, hai fatto delle operazioni tutte da valutare, alcune sono secondo me ottime, altre sono tutte sono a rischio zero, però non lo so quanto ti possono dare in campo, come la situazione, guardate come leggo tutto, come la situazione di Perez, perché il problema delle liste è qualcuno deve andare fuori lista e quindi probabilmente Zielinski, andiamo a capire la situazione, Mazzarri non parla quindi non lo possiamo sapere da lui, però ADL aggiunge anche su Ostigard, dice Ostigard sì, ci stiamo ragionando, ma non lo possiamo dare via subito perché adesso siamo in emergenza e quindi ci serve adesso. Ah, giustissimo, discorso che probabilmente andava fatto anche per Zerbin, che ti tornava utile in una squadra di diffidati. Io ieri ho detto una cosa, ho capito la logica del mercato del Napoli, devono essere tutti diffidati. Ngonge è diffidato, è arrivato diffidato, come Mazzocchi arrivato diffidato, come Perez anche lui è diffidato quando arriverà, e se arriverà Perez. Quindi questa è la situazione, tutta la difesa diffidata. Domani faremo il pre-partita per capire chi potrà giocare e vediamo, può essere pure che Dendonker finirà titolare, oggi si è allenato, e le fotografie, le cose, secondo me è interessante. Lasciate sotto nei commenti, ci spostiamo da quest'altra parte, nei commenti si potete lasciare l'emoji del cappellino, ovviamente, oppure le vostre domande per un ideale Mazzarri, che poi vi risponde e vediamo di fare il pre-partito, perché questa partita della Lazio è spartiacque come sempre, come tutte le partite, perché adesso sono tutte finali. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio e non diventiamo virali perché sono tutte strozzate.